Buonasera a tutti quanti carissimi amici del Go e benvenuti allora su questa nuova rubrica relativa al Go in pillole. Come vi ho avuto modo di accennare quindi nel piccolo video di presentazione un po' improvvisato, cercherò di coprire la spiegazione di certi argomenti che possono essere consumati almeno come spunto di riflessione in tempi abbastanza brevi. Allora, come si evince dal titolo, quindi questa sera cercheremo di studiare un attimino la differenza che c'è, fondamentale peraltro, tra un Gauban del 19x19 con un Gauban del 9x9. Allora, prima tematica, due termini che ho coniato io, non me ne vogliano i cultori del Go professionisti, la microstrategia e la macrostrategia. Penso che siano dei termini che vadano un po' a sviscerare un concetto, anzi due concetti appunto fondamentali e che possono essere anche più fruibili dai più. Allora, intanto facciamo questa distinzione. Microstrategia. Allora, per microstrategia si intendono, anzi io intendo, gli Tsumego. Allora, gli Tsumego sono tutti quegli esercizi dove si vanno a studiare nel dettaglio casi di vita o di morte. Se vogliamo, estendendo un po' di più il concetto, potremmo dire che gli Tsumego rappresentano tutti quei momenti in cui le pietre sono unite una con l'altra e si va quindi a fare un vero e proprio combattimento, ok? Per cui anche in generale quando sentite parlare di combattimenti significa che tutto quello che si sta svolgendo in quel momento nel Gauban sono diciamo delle strategie serrate atte a trarre un vantaggio locale, che poi questo vantaggio locale naturalmente si può trasformare in influenza per dominare il resto del Gauban, oppure la possibilità di vivere mantenendo un po' di territorio. Facciamo un esempio pratico. Allora, se questo è il mio Gauban, adesso è vuoto, ma figuratevelo con delle pietre. Se questo è un Gauban 19x19 e io sto lavorando in questo angolo qui, magari con nero che sta cercando di proteggere questa zona qui e bianco che in tutti i modi cerca di entrare dentro, con nero che magari protegge in questa maniera, ecco, questi sono tutti di combattimenti, perché lo scopo di nero è proteggere, lo scopo di bianco è penetrare. Oppure potrebbe essere nero che per esempio in una situazione del genere comincia a circondare prendendo alla larga bianco per poterlo poi serrare, bianco se ne accorge e tenta di scappare e nero magari lo tende a chiudere all'interno di sé per catturare il gruppo. Questo è un altro combattimento. Quindi questa è la microstrategia, ok? Tutto quello che succede in questa circostanza qui. Benissimo. Tutto quello che invece possiamo considerare come macrostrategia è tutto quello che è legato ai concetti di base e generici che ci siamo detti, se vogliamo, fino adesso, ma che sto per esempio sviscerando in modo molto approfondito con i video sul libro del maestro Kageyama. Se voi guardate quei video capite benissimo che lì si parla di come gestire una partita a livello, diciamo, macroscopico, non va a trattare dettagli legati al singolo combattimento. Il dettaglio legato al singolo combattimento lo sviluppiamo facendo moltissimi Tsumego. Allora, come traduciamo quindi sul 19x19 la micro e la macro strategia? Benissimo, possiamo dire senza tema di smentita che sul 19x19 sia la microstrategia che la macrostrategia verranno sicuramente implementate, perché la microstrategia ci permette appunto di vincere o di perdere i combattimenti e le battaglie locali. La macrostrategia invece è quella che sin dall'inizio della partita, sin dal Fuseki, dobbiamo seguire per protrarre avanti il nostro ragionamento. Benissimo.
Nel 9x9 invece, state attenti, nel 9x9 noi non potremo mai parlare, se non a livelli proprio molto bassi, molto infinitesimali, di macro strategia, bensì solo di micro strategia, perché le nostre mosse su 9x9 sono talmente serrate, tant'è che se voi controllate il 9x9 ha la dimensione praticamente di un quadrante del 19x19 più o meno, noi è come se combattessimo solo delle micro strategie all'interno di un quadrante del 19x19. Ecco perché quando molti di voi mi hanno detto e mi hanno chiesto anche di fare delle partite con loro sui 9x9, io naturalmente sono ben felice perché il gioco mi piace tantissimo. Però quando io dicevo a queste persone attenzione che il 9x9 è un gioco completamente diverso, non mi stavo distanziando troppo dal concetto originale, perché appunto nel 9x9 noi lavoriamo solo di micro strategie. Si enfatizza molto infatti la cattura nel 9x9, proprio perché cominciando una partita e quindi aprendo per esempio con delle aperture classiche che si fanno nel 9x9, ecco vedete che già aprendo negli Oshi del 9x9, che notate bene non sono sono nel Sansan e non sono nel punto 4.4, vedete, già da qui abbiamo già consumato, se vogliamo, tutti i bordi. Di conseguenza arrivare subito al contatto con le pietre è estremamente semplice nel 9x9. Bisogna essere molto abili quindi nell'imparare gli Tsumego e nell'imparare tutte le forme di base, soprattutto quelle degli angoli, che ci permettono di fare immediatamente degli occhi. E attenzione perché i fuseki, come ho già avuto modo di mostrarvi un attimino qui, sono diversi da quelli che si fanno per esempio nel 19x19 con la classica apertura nell'Oshi 4.4 in questa posizione qui. Lavorando quindi sempre molto vicino ai bordi si configurano immediatamente tutte quelle cose che ci siamo detti fino adesso, per cui tagli in seconda linea, eccetera eccetera. Vi do quindi un'ultima chiave di lettura prima di chiudere questa prima pillola, se vogliamo, del Go, che è la seguente. Allora, quando dovete giocare una partita sul 9x9, partite subito con l'immaginarvi nella vostra testa la metà del Goban. Allora, la metà del Goban vi dice automaticamente che se voi vi impadronite appunto di almeno metà di questo Goban avete formalmente vinto. Per cui di strategie di apertura nel 9x9 ce ne sono anche qui un bel po'. Io ho notato che per esempio sul 9x9 se noi si apre direttamente sul Tengen abbiamo un vantaggio. Perché? Perché se il nostro avversario dovesse per esempio controbattere su un Oshi in questa posizione qui, noi è vero che il Goban è divisibile a metà così e divisibile a metà così, noi potremmo per esempio giocare in questa posizione, ecco che noi staremo già cominciando a tracciarci una via in quella direzione. Però se noi rispondiamo anche a nostra volta in un Oshi su uno di questi due Oshi qui, noi stiamo tracciando comunque la metà, però la metà diagonale. Ecco che se il nostro avversario dovesse rispondere per esempio su questo Oshi qui, noi abbiamo già tracciato metà del Goban in questa posizione e potremo dedicarci quindi ad uccidere uno o l'altro gruppo. Se invece il nostro avversario dovesse giocare sull'altro Oshi, noi potremo cominciare a dividerlo. Probabilmente lui, vedendosi diviso, potrebbe tentare di connettersi. Allora noi qui potremmo a questo punto cominciare ad impadronirci di questa fetta di territorio qui. Certo, lui qui avrebbe la possibilità di vivere e di invadere questa posizione, però se voi pensate a questa posizione che tra le sue mosse, le nostre mosse, e questa tra le sue mosse e le nostre mosse verrà via via riempita di pietre, frutterà ben pochi punti, quando invece noi avremo di qua il nostro bel territorio, difficilmente invadibile, perché se anche lui dovesse venire dentro avrebbe pochissimo spazio per ricavarsi degli occhi. Ecco che qui gli Tsumego ci verrebbero veramente
d'aiuto, perché così potremo uccidere la sua pietra. Quindi un approccio diverso rispetto al 19x19. Ripeto, dal mio punto di vista personalissimo il 9x9 è un ottimo modo di giocare a Go, ma per imparare le strategie di base, imparare gli Tsume-Go. Poi il massimo fulgore del gioco lo si ha nel 19x19. Bene, io considero chiusa questa prima pillola, scusate i rumoretti, ma sono in cucina, per cui magari si è sentito qualche rumore strano. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho la riprova che fare queste pillole non mi occupa poi così tanto tempo, per cui magari le posso fare più spesso. Ho cominciato per rompere il ghiaccio con questo primo filmatino qui, quindi con il 9x9, perché qualcuno di voi le volte scorse me l'aveva chiesto. Se vi ha stuzzicato un po' la curiosità, benvengano domande e anche consigli su che tematiche trattare. Molti di voi so che stanno già giocando moltissimo, alcuni dei quali anche con me personalmente. Abbiamo instaurato anche un bel rapporto così a distanza, anche colloquiale. Se avete delle domande appunto o degli schemi che avete incontrato nelle vostre partite e che vi hanno lasciato un po' con qualche perplessità, chiedete pure, io sarò ben felice di sviluppare altre pillole. E tanto ripeto, vedo che in 10 minuti riusciamo a mettere un bel po' di carne al fuoco. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima pillola e al prossimo video. Arrivederci.